Avanti. Allora, Luciano Valle, nato a Trivero il 27/2/35. Poi, Reparto in cui hai svolto il servizio militare. allora, ho fatto il Canabra 4 mesi, poi ho fatto a Ceva, ho fatto 40 giorni, ho fatto il corso da mortarista da 60. Poi sono andato trasferito a Mondovì e ho fatto un anno a Mondovì, poco più, Perfetto. che ero in armeria, ero responsabile dell'armeria. Poi abbiamo fatto i campi nella valle, là, sei campi. Che va aspetta, non mi ricordo, c'era una Certosa di Pesio, a Malpesio, Malpesio che era provincia Cuneo. Abbiamo fatto 40 di lì, poi dopo da lì siamo andati in un'altra frazione che era sempre Val di Limone Piemonte, a Limone Piemonte. E da lì una manovra o due, lì, la duravamo qua e lì, e poi mi tornato al battaglione. Che io ero a Valpesio, poi dopo siamo andati giù. Fatto il passo, mi manda giù a Vernante, forse. E da Vernante è andato su a Limone Piemonte, guarda, vai a fare 30 chilometri a piedi. E niente, dopo 40 di campi invernali, è stata una bella esperienza. Pista tanta con fiocca. Abbiamo dormito anche 2 notti nelle trone. Calera, sappi che paese Calera. Mi stiamo. Comunque hai fatto tutto quello che dovevi fare da alpino, ecco, in armi. Allora sì, E il luogo dove abitavi al momento del terremoto? del terremoto. Sì, quando c'è stato il terremoto, abitavi già qui Sì, so, allora in frazione Mazzucco, Mazzucco, no, di Trivero. sì. Poi il tuo gruppo alpini è Sempre Trivera. sempre gruppo alpini di Trivero. Allora presidente era Giardino Colore, Ah, mi sembra che c'era lui. allora quando ti sei iscritto al gruppo? No, quando sono andato a lavorare nel Friuli. Ah, ecco. Allora, Al gruppo, quando sono iscritto al gruppo, allora cugnato che era soldato e gli ha dato la tessera di alpino. ecco. Che gli ha il Felicino Barbarossa, non so se l'hai conosciuto. No. Stornella era. Ah, era uno. Lui che stava qui davanti a me Ah, ed era presidente degli alpini. Allora. E al cugnato posava la valigia, andava già la tessera di alpini. Ma in fia qui degli alpini. Cosa ricordi della sera del 6 maggio 1976? Cosa stavi facendo in quel momento e qual era il tuo lavoro? Del Qua- sei, ecco, cosa ricordi quella sera, il 6 maggio, quando lì c'è il stato il terremoto? Ecco. ricordo che ero a Mazza, in una ragazza, che pagava la tavola parete e lei che caia.
non era il terremoto, che noi abbiamo sentito leggero. leggero. Però là... Ma là, invece là è venuto, E che lavoro facevi? sempre muratore. Sempre il muratore. Avevi già una famiglia? No, No. ero anche con i genitori. Ecco, i tuoi genitori, quando tu hai scelto di andare nel Friuli, cosa hanno pensato? No, niente, lasciavo libero Lasciavo libero. quello che volevo. Perché i miei genitori lì devo festeggiare i 71 anni di matrimonio. Ah, I miei genitori. pensa un po'. Poi faccio i 70, poi i 71. Poi dopo mi era morta in uno e dopo 2 mesi è morta anche là. Nel cantiere di quale paese sei andato a lavorare? A Moggio Udinese. A Moggio Udinese. E con te c'erano i tuoi compagni o amici? Oh sì, era. Con me c'era. Era quello che c'era presidente prima. Lo Stella, Giuliano, Era Giuliano, eh, era il Caldana, il Caldana. perché ne era uno da Malmoscio che si neanche mica si chiamava. Comunque, e poi dopo io ero unito insieme al gruppo di Asti. Ah, ho capito. Perciò ti ricordi anche della gente, magari hai fatto conoscenza di tanta gente. Bellissimo. E che ricordi hai di quei giorni in una zona tanto devastata? Che sentimenti provavi mentre lavoravi e quanto incidevano in questi sentimenti sull'impegno e la fatica fisica? Ma ero giovane. Eri... La fatica la sentivo me, perché ero già muratore, ero già abituato a lavorare fuori, infatti Era il tuo lavoro era il mio praticamente. lavoro, praticamente. E là, sa che le dato al dumper, non so se sai cos'è, era con Un muletto, muletto da cantiere. maletto da cantiere. Da cantiere. E allora là c'era che comandava lì, era un certo Schneider. Schneider. Ah, Schneider. E la dai me, a te guida al dumper, e avanti. e avanti, porta materiale alla vita. Infatti, mi è sempre guida al dumper. Tutto il dì. E qual è stato il tuo rapporto con la popolazione terremotata? Hai mantenuto i rapporti con loro anche negli anni successivi? Ma mi sta un po'. Sai che ciò che impressionava quando mi finì che andavo poi via alla sera alla presentarsi lì una fumna, una carriola piena di butte di grappa. Dopo, e andarne 2 butte prese da portare qua e queste butte tenevano un bel torno. Poi dopo me ne ho avuto, sai che bevo prima che sconsumo un po' per via. E io va bene, sarà la grappa del Friuli. Proprio. Sta fumna a piangere quando andavo via. Anche andavo via. E questa esperienza ti ha influenzato la tua vita e soprattutto il modo di affrontarla? Cioè ti ha marcato, ti ha dato più... Ma se, a parte che era un lavoro che io sempre faccio. Appunto. Allora non è che l'abbia tribulato. Certo. Ma ciò che era che dovevo dormire lì dentro il capannone di ferro. C'era un calore là lì, e una puzza. Capiva? Dietro 300 uomini là, il capannone. Figure.
la sprizza là dentro, in modo a passare che le... È passato. Ritieni che anche oggi ci potrebbe essere una mobilitazione volontaria come quella che misero in campo gli alpini 50 anni fa? Pensi che anche oggi come oggi gli alpini avrebbero una mobilitazione così grande? Io penso di sì, anzi, forse magari anche più. Anche magari di più, eh? Più. Sì. Ok. Conoscendo gli alpini. Sì. Va bene, ti ringrazio Figurati, per il... fanno piacere anche a me. Ecco, va bene. Ecco.